Salve a tutti e benvenuti negli studi digitali di Diretta Medica. L'Università di Palermo sta portando avanti uno studio sui potenziali eventi avversi correlabili alla vaccinazione anti-Covid. Oggi abbiamo nostro ospite il professore Antonio Cascio, professore ordinario di malattie infettive e tropicali e direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive e tropicali presso l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. Professore Cascio, ci spieghi di che cosa si tratta e il perché di questa iniziativa? Questa è un'iniziativa che assolutamente non vuole mettere in discussione la sicurezza e l'efficacia dei vaccini attualmente disponibili in Italia. Invece è un'iniziativa che vuole dare voce a tutti coloro i quali hanno avuto somministrato il vaccino e magari pensano di aver avuto un evento avverso. Magari qualcuno può dire: guarda, mi è gonfiato leggermente il braccio, oppure ho avuto insonnia, mi sono gonfiati leggermente i linfonodi, ho avuto l'herpes zoster alcuni giorni dopo, o ancora ho avuto una leggera paralisi del facciale. Questo obiettivamente è assolutamente raro e assolutamente improbabile. Oppure ancora semplicemente ho avuto un leggero arrossamento alla punta del naso. Però quando magari avranno risposto 1000, 2000, 3000 o addirittura noi ci aspettiamo anche 50.000 persone a questo sondaggio e risulta che a 1000, 2000 persone gli si è arrossato il naso, allora noi potremo dire: guarda, forse il vaccino fa veramente arrossare il naso. Questo è ovviamente soltanto un esempio anche stupido. C'è da dire che i vaccini ovviamente sono stati sperimentati nelle fasi 1, 2, 3 delle sperimentazioni, nelle sperimentazioni registrative. In queste sperimentazioni, diciamo, il vaccino è stato somministrato a popolazioni selezionate, mentre noi ora il vaccino lo stiamo somministrando a tutti gli abitanti italiani maggiorenni. E quindi questo che significa? Nella sperimentazione magari non sono stati arruolati persone che avevano immunodeficienze, che avevano determinate patologie, che erano in gravidanza, che erano in allattamento, che assumevano determinati farmaci, mentre ora noi il vaccino lo stiamo dando a tutti e quindi è importante sapere da ogni singola persona, magari che assumeva farmaci, oppure una persona che erano allergiche all'uovo, allergiche al pesce, allergiche al polline, che succede a queste persone. Quindi una persona magari scriverà nel sondaggio: guarda, io sono allergico al polline, sono allergico alle proteine del latte, eppure ho fatto il vaccino e non mi è successo niente. Oppure io ero in gravidanza e la gravidanza per fortuna è andata benissimo, oppure io stavo allattando, o ancora io sono un paziente immunocompromesso, ho fatto il vaccino e non mi è successo nulla. Ripeto, noi non pensiamo che il vaccino possa far male a nessuno, al contrario, ripetiamo ancora una volta che il vaccino è assolutamente sicuro ed efficace, però vogliamo dare la parola a tutte le persone appunto che sono vaccinate per poter segnalare in maniera semplice, rapida, con sistemi moderni. Quindi diciamo che l'ottantenne, noi non ci aspettiamo che l'ottantenne potrà rispondere a questo sondaggio che sarà fatto col telefonino o col proprio PC, quindi magari l'ottantenne chiederà al nipote di compilare possibilmente il questionario, o ancor meglio sarà il nipote o il figlio a dire: papà, guarda, tu hai avuto qualche effetto collaterale, qualcosa non è andato a seguito del vaccino, e compilerà il questionario. Tante più saranno le risposte, tanto maggiore validità avrà questa indagine. Confidiamo sulla partecipazione di tutti. Grazie professore Cascio per la sua disponibilità. Grazie a voi. Vi ricordiamo che per partecipare al sondaggio ci si potrà collegare alla piattaforma web palermo.fasttrackcity.it nella sezione Vaccinazioni, selezionando la voce Vaccinazione Covid-19. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima!